230 scuole coinvolte solo in provincia di Padova, 100.000 famiglie in tutto il Veneto. La FISM, Federazione Italiana Scuole Materne, è solo una delle molte strutture che si occupano di bambini da 0 a 6 anni e dopo aver sospeso le lezioni a fine febbraio, era carnevale, e lo dimostrano questi disegni, un pugno nello stomaco se pensiamo a cosa è accaduto dopo, dal 5 marzo ha messo in cassa integrazione migliaia di lavoratori e quando sembrava che lunedì si potesse riaprire per lezioni e centri estivi è arrivata la doccia fredda, tutto rimandato, la richiesta del Veneto congelata in attesa di un parere del Ministero. Una doccia fredda perché da oggi, da domani, da lunedì noi avremmo dovuto cominciare a studiare scuola per scuola il protocollo speciale per ogni istituto, cosa che invece non sappiamo ancora quando lo potremmo fare. La macchina intanto si era messa in moto, decine di famiglie avevano iniziato a chiedere informazioni. Il problema grosso sono le famiglie che continuano a telefonarci e chiamarci sperando che, come si vede dai proclami televisivi a tutti i livelli, si possa sempre aprire, ma noi non sappiamo mai quando possiamo aprire. Un problema anche economico se il bonus babysitter fosse dirottato per i centri estivi, con un rapporto di un insegnante ogni 5 bambini si potrebbero sostenere le spese, ma prima di tutto prudenza. Ma attenzione, la nostra non è ansia, non è apertura a tutti i costi, cioè non vogliamo passare per quelli che vogliono per forza aprire, vogliamo aprire, come dicevo, nel rispetto delle regole sanitarie. Il governatore Zaia, nel suo punto stampa, ha poi chiarito la situazione. Nell'incontro con il governo, il Veneto ha deciso di non forzare la mano accettando il congelamento. Nei prossimi giorni però dovrebbe arrivare il via libera. Abbiamo accettato, ma del resto anche se non accettavamo non è che si risolveva, perché se non va è approvata non combinavamo nulla, e quindi in settimana si dovrebbe chiudere anche questa storia, insomma sta a cuore a me come a molti altri colleghi.